Just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. That life is able, so full of the superficial. Search for a phone time that promise forever, yeah. Some people need free toes and roses, and that's the only way to prove you love them. And in the world, wanna see that pattern. La voce Giulia Mazzocatto, avete sentito che voce? Buonasera, buonasera. Vi sono mancata? Io lo so, sì, mi avete telefonato, ma stasera siamo qui in diretta con voi, con questa voce bellissima. Ma che voce hai, Giulia? Grazie. E che fortuna ho avuto io di conoscere chi per arrivare a te? Dillo. Franco Dallanna. Che è? È il presidente di un'associazione di volontariato, Onlus. Da poco abbiamo fatto un progetto che si chiama Un bacio dato al vento, è un inedito. Il ricavato delle vendite poi andrà a finanziare dei progetti di musicoterapia in pediatria a Treviso e in geriatria.
e spero che vi piaccia e andate a comprarlo. Grazie Giulia, bravissima, hai presentato anche questa importantissima associazione che noi abbiamo avuto ospite, Franco e la moglie. Grazie per questa iniziativa, ma soprattutto questo bellissimo progetto che stanno portando avanti e noi li aiuteremo. Ma vi presento subito gli ospiti di questa sera. Alla mia destra abbiamo Clara Urlando, che è presidente dell'associazione Alzheimer di Venezia, non cosa da poco. Vicino a lei chi c'è? Il nostro Sandro Brandolisio, grazie. E chi è Sandro Brandolisio? Chi è che non lo conosce? Tradizioni veneziane. Alla mia sinistra invece abbiamo Monica Cardenas, mamma, buonasera San Pietro di Feletto, buonasera Monica, e Renzo Lovisotto, ciao, buonasera, che non è un papà, ma è una persona che fa tanto volontariato e ha aiutato tanto a San Pietro di Feletto con questi bambini che questa sera finalmente vedremo, perché è una settimana che aspettano con i loro genitori, con i loro maestri, di vedere cosa è successo al Banco Solidale il 7 aprile. Andiamo col primo servizio. Famiglia, è iniziata la festa, questa bellissima festa con genitori e bambini per festeggiare il 7° anno del Banco Solidale qui in via Caldibreda 116, sede della provincia, sede del Banco Solidale. E con chi apriamo le danze? Con due papà, con Renzo. ciao a tutti, Guardate quanto è bello Renzo, e Doris. allora Renzo, bellissimo, intanto complimenti, perché questa gioia di vivere che trasmetti anche ai tuoi figli. Perché la vita è bella, bisogna viverla, e giocando e essere sempre molto contenti. Cosa vuol dire oggi per te essere qui con noi? Vuol dire un pomeriggio di vita, di gioia con i bambini che poi giocheremo insieme. È partito il naso di Renzo, ma non importa. E tante altre cose. Adesso ha detto passa a Loris. Loris, e per te cosa vuol dire oggi essere qua al Banco Solidale e festeggiare assieme a tanti bambini e a tanti colori? Beh, è fantastico, è bellissimo, ci stiamo divertendo tanto, i bambini stanno correndo e poi volevo far cambio con la parrucca con il signore. Perché? Perché... allora facciamo il cambio, scambio delle parrucche. Vediamo? Sto meglio. Beh, Loris ti dona. Grazie, allora andiamo invece dalle mamme. Monica, conosci per caso Renzo? Anche se è senza parrucca? Sì, è un mio caro amico. Allora Monica è stata bravissima perché oggi ha portato il grande e il piccolo. Vieni, fatti vedere. Vieni qua, vieni vicino, vieni qua che sei bellissimo, vieni qua vicino a me. Guardate come è vestito Monica, il grande e il piccolo, arancione il grande, verde il piccolo, giallo. Cosa vogliono dire per te i colori? Cosa sono i colori per te, Monica? La felicità, allegria, tutto. Cioè, se non c'è il colore non c'è niente, giusto? Grande Monica. E per te essere qui oggi cosa significa, Monica? Una cosa bella, soprattutto insegnare ai miei bambini dei valori. E quindi sono molto felice di essere qui. E so che anche hai lavorato tanto per essere qui oggi, perché avete portato delle cose bellissime. Facciamo volentieri, tutti quante le mamme ci siamo trovate, abbiamo fatto insieme e lo facciamo molto volentieri. Anche Leonora ha lavorato tantissimo per questa giornata, per questa festa del Banco Solidale. Come mai vi è venuta questa idea, Leonora? Grazie alla maestra Barbara che ci ha informato per l'aiuto di questi bambini che hanno sempre bisogno, che non sono fortunati, e abbiamo coinvolto un po' tutte le mamme della classe. Cosa vuol dire per te Banco Solidale? Proporre delle cose a prezzo zero praticamente e aiutare quelle persone che realmente non hanno
possibilità di arrivare. Adesso siamo con un altro gruppo di mamme, le nostre mamme. Siamo con? Nafiseto. Maria Saratu. Zara Marie. Hagialatu. Zeva Sare. Allora, cosa vuol dire per te Banco Solidale? Vuole ringraziare tanto alla signora Mirella, è molto gentile con noi, soprattutto ogni mercoledì ci danno la spesa, anche il detersivo per lavare i vestiti, quindi io sono molto contenta. Che Dio la dà una lunga vita. Basta, a tutti quanti. E per te cosa vuol dire Banco Solidale? Beh, io ormai è 5 anni che vengo qua e quindi è una grossa opportunità non solo per me ma anche per i miei figli e non manca praticamente niente, da pannolini, vestiti, un sacco di cose danno, quindi più di dire grazie, certo ne sarebbero tante cose da dire ma non riesci mai perché è troppo quello che fanno, insomma. Sì. Cosa vuol dire anche per te il Banco Solidale, Valentina, e solidarietà? Banco Solidale significa aiuto concreto, aiuto pratico, non parole ma fatti, basta guardare dentro cosa c'è, sono assolutamente fatti tangibili, aiuti veri e propri, non ci sono altre parole. Solidarietà è dare un po' di noi stessi, abbiamo tanto, abbiamo tantissimo, perché non destinare un pezzettino di noi, del nostro tempo, di quello che abbiamo in più agli altri? Direi che se tutti lo facessero, no Mirella, saremo una piccola vero... goccia tutti quanti. Certo, un po' per ciascuno, non fa male a nessuno. Bravissima, grazie Valentina, grazie. Emozionante, io mi emoziono ancora a vedere queste immagini. Monica, cosa vuoi dire? Anche tu che hai visto... Abbiamo rivissuto quella giornata meravigliosa e io non finirò mai di dirvi grazie perché hanno fatto un lavoro, poi vedrete anche in seguito, veramente enorme, ma soprattutto la bellezza di vedere genitori, insegnanti, bambini, tutta questa squadra, come vi avevo fatto vedere a San Pietro di Feletto in questa biblioteca, che hanno realizzato questi bellissimi oggetti da portare al Banco Solidale. Allora. È un'esperienza veramente bella. I bambini si sono divertiti tantissimo perché per loro era anche un gioco, iniziato tutto come un gioco in cui anche i genitori si sono riuniti, abbiamo fatto dei pomeriggi insieme molto belli e poi la cosa bella anche è da aiutare a chi ne ha bisogno. Bambini, adulti, l'obiettivo era quello, aiutare, sì. Aiutare chi è in difficoltà. Esatto. E allora vicino a te c'è Renzo, che è un amico di Monica da tanti anni. Io non capivo, ho detto qua il piccolo ha il grande, invece è un carissimo amico di Monica e di tutte le persone che avete visto al Banco Solidale, che anche lui si dà molto da fare col mondo del volontariato, ma soprattutto ha partecipato a questa organizzazione perché la festa riuscisse così bene. Non ti sei vergognato, ti sei messo tutti i colori che alla Mirella piacciono. Io ho sempre detto che il Banco Solidale non ha colore, il Banco Solidale è tutto un colore ma enorme, bellissimo. E per te cosa è stato quella domenica che abbiamo passato assieme, Renzo? È stata una gioia immensa vedere i ragazzi, i bambini che giocavano tutti insieme, che erano tutti felici, un po' tutti eravamo felici quel giorno là, è stata una bellissima giornata. Ecco, cosa vuol dire sociale per te solidarietà, Renzo? Ecco, nel mio caso da poco sono in pensione, ho del tempo libero e cerco di dedicare del mio tempo alle persone che hanno bisogno, per cui mi sono messo disponibile a aiutare le persone che sono in difficoltà e che hanno problemi. Ecco, è stata una giornata, come diceva sia Monica e anche tu stesso l'hai detto, dove regnava la gioia, l'allegria, la felicità. Però io penso quante domeniche si potrebbero organizzare con un po' di buona volontà da parte di tutti per far ritrovare questi bambini con i loro genitori, anche con gli insegnanti stessi. Fra poco finiscono le scuole, per fortuna diranno, però ritrovarsi ogni tanto, secondo te non sarebbe un là in più da dare a queste famiglie che poco stanno con i loro bambini e anche con altre persone? Sì, bisognerebbe coinvolgere di più forse le famiglie, i bambini sono già tutti pronti per correre, per cui per i bambini non ci sono problemi. I genitori purtroppo sono tutti senza tempo perché
perché il nostro ricco nord-est è così e purtroppo tutti devono lavorare, tutti devono fare tanto e il tempo passa. Allora adesso io mi rivolgo, anche se non è il tema per cui sono qua questa sera, però si parla sempre di volontariato e di solidarietà con la nostra ospite Clara Urlando, che di solidarietà e di volontariato ne capisce qualcosa di più. Questa parola magica però delle volte viene un po' abusata, un po' vista male, perché molta gente è stata fregata da questa generosità che hanno per fare solidarietà. Cosa vuol dire, Clara? Beh, il volontariato è una donazione liberale del proprio tempo, di alcune risorse e delle proprie capacità, perché chi fa il volontario non è un volontario che non sa fare nulla, sa mettere a servizio degli altri la propria esperienza, una forza di esserci e di dare agli altri quello che ha dentro, quello che ha interiorizzato durante tutta una vita. Quindi il volontario è una persona non così banalmente che si dedica agli altri, ma che si prepara, che si forma e che sceglie dove dare il proprio contributo. Non sempre è facile essere un volontario, perché per esempio nella nostra associazione, che è l'Associazione Alzheimer Venezia, tratta con delle persone che hanno difficoltà e quindi non bisogna sempre anche saper fare il bisogna volontario. saperlo fare, bisogna sapersi preparare, certo. E comunque è una bella cosa quella che abbiamo visto, quello del Banco Solidale, che è quello di mettersi a disposizione di chi ha bisogno. Però in termini generali il volontario è una persona che si prepara, è una persona che sceglie di fare qualche cosa e quindi è a disposizione di chi ha bisogno, certo. E di lottare contro gli stigma, le cose anche brutte, che magari è difficile. Bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti, bisogna accettare ed aiutare sempre. E di mettersi a disposizione degli altri. Certo. Sì. Sandro Brandolisio, tradizioni veneziane, però è un uomo che ti dà una carica, nonostante i 1000 problemi che possa avere, lui ti dà una carica. Mi diceva anche la moglie Lidia, che è qui presente, voi non la vedete ma è presente con la sua adorata cagnolina, la carica e ti metti a disposizione sempre, comunque, in qualsiasi momento tu chiami, lui è sempre a disposizione. Da cosa ti viene questa voglia di dire sempre di sì quando qualcuno ti chiede qualcosa, Sandro? Ti vedi... Io le persone che nasce con determinate robe e non è che ti impari e la vita ti insegna, però se non ti nasci, ecco, per esempio fare il volontariato come che fa i tuoi ospiti qua, mi non sarebbe buon farlo, per esempio, però diciamo così, portare quell'attimo di allegria, portare quell'attimo di gioco, portare quell'attimo... A te che ha detto poco? A te che ha detto poco? Ecco, sì, ma ti vedi, bisogna che sia... se Dio va a darti... Sì, ma bisogna che sia insito. Sì. Bisogna che sia insito, che ti venga spontaneo. Ah, ma ti viene benissimo, bisogna che ti venga posso spontaneo. garantire. E ti viene proprio benissimo. Prima il signor tuo ospite diceva Enrico Nord-Est che no, fioi è colpa della globalizzazione, si cambia tutto qua globalizzazione. Qua globalizzazione siamo diventati tutti quanti macchine. Adesso mi voglio vedere chi che ne guarda in televisione, se sta 10 minuti senza cellulare. E noi altri che stavamo qua cabina telefonica e magari non te vedi neanche i gettoni per telefonare a casa e dire ascoltare che arrivo un pochettino più tardetto a mangiare, oppure ecco, ti hai capito dove che siamo? Quindi siamo robotizzati. Per fortuna che c'è appunto questa associazione di volontariato che è fondamentale. Sì, perché noi diventiamo robot anche euro. Allora Giulia, sentendo queste parole, e hai visto anche il filmato, Sandro diceva questi telefonini, ma voi giovani riuscirete a stare senza telefonini? Allora, al giorno d'oggi penso che nessuno non abbia un telefonino. Comunque, parlo per me, io ho tante cose da fare durante il giorno perché studio e lavoro
e quindi anche il tempo comunque di utilizzarlo mi rimane poco, e poi comunque preferisco stare con i miei amici e la mia famiglia e passare il tempo assieme, insomma. Ecco, questa è un'altra voce, è la voce di una ragazza giovane, molto giovane, che dice: quando uno ha un hobby, un obiettivo, anche altre esperienze, il telefonino non diventa così necessario. Il telefonino diventa necessario alle persone sole, a quei ragazzi che non sanno più relazionare con altri ragazzi, fanno fatica a fare amicizia. Ma perché c'è questa solitudine tra voi ragazzi giovani? Oppure vengono fuori come a Venezia questi branchi che poi fanno del male e si autodistruggono, perché sono loro che si distruggono. Non è la persona che tu distruggi in quel momento, tu stai distruggendo la tua vita, che è appena nata, perché sei giovanissima. Perché questa aggressività secondo te, Giulia? Parliamone, perché con quello che è successo proprio a Venezia, anzi saluto questa nonna che mi ha chiamato a Sveglia Venite dicendo: mi hanno massacrato i nipoti di botte, stavano camminando per Venezia e me li hanno massacrati. Cosa vuoi dire a questa nonna che ti sta guardando, Giulia? Penso che il punto principale sia l'educazione, che forse manca, e forse se ci fosse appunto più regole che i genitori dovrebbero mettere, sì, ecco, sentite cosa dice? Sarebbe un po' diverso. Io noto la differenza da chi ha delle regole con i propri genitori e chi è senza, e c'è proprio un abisso comunque, ma allo stesso tempo credo che gli manchi anche amore e essere un po' seguiti dai propri genitori. Perciò sono delle gesta che loro fanno per mettersi in evidenza, per avere visibilità, però con la visibilità, come ha detto giustamente il sindaco Brugnaro e il prefetto di Venezia, arriveranno questa volta delle punizioni molto severe. Noi stiamo a vedere, perché dobbiamo veramente dire a questi giovani, a questi giovanissimi: basta, ci avete veramente rotto stavolta. Prossimo servizio. Siamo con Leopoldo Bottero, il vicepresidente che passava per caso di qua, non sapeva della festa. Cos'è la solidarietà per Leopoldo Bottero? Beh, è il modo migliore per vivere, semplicemente. Il resto, come si dice, sono chiacchiere. E questo compleanno cosa vuol dire? Il 7° anno del Banco Solidale di Rete Veneta. Io pensavo che avremmo finito i poveri prima, ma invece ne abbiamo ancora e mi sa che andiamo avanti anche per l'8° anno. Comunque fare la festa qua con gli amici è divertentissimo, insomma è anche una bella soddisfazione. Sono dei bellissimi bambini, ho fatto amicizia con uno che ha 7 anni e quindi è in seconda, ha imparato a leggere in prima, a scrivere in seconda, l'anno prossimo imparerà i numeri, poi a posto. Siamo con la tesoriera del Banco Solidale dei Veneti scacciati dalla crisi. Elvira, per te cosa vuol dire il 7° anno, 7 anni del Banco Solidale? Cosa senti? Vuol dire che siamo state molto brave, visto che viene ancora tutta questa gente e continua a venire e noi diamo di tutti, vuol dire che siamo molto brave. Avete sentito la nostra tesoriera, si fa i complimenti da sola. È un tesoro, è proprio un tesoro lei. Rosa, per te cosa vuol dire 7 anni? Io non è 7 anni che vengo, ho cominciato dopo, però mi sto bene, c'è una grande famiglia, una bella compagnia e stiamo bene e aiutiamo gli altri. Marzia, per te invece 7 anni? Sì, sono 7 anni di impegno, di diciamo così, dedizione, e abbiamo avuto i frutti e siamo contenti. Allora Chiara, cosa vuol dire oggi truccare tanti bambini? Tu hai tanti colori, ma oggi qui ci sono tanti colori. Significa truccarli della primavera. Adesso purtroppo non è una bellissima giornata, però loro portano tutta l'allegria della primavera, quindi il trucco è ancora una cosa in più che si va a fare anche per questi visi felicissimi. Io sono ancora la più contenta. E noi diciamo grazie, anche perché lei ha fatto delle coroncine bellissime. Come ti è venuta questa idea, Chiara? Con il filo semplicemente intrecciato, la treccia è una cosa decorativa bellissima, e i fiori della primavera intrecciati anche quelli. Adesso siamo con Marco. Cosa vuol dire per te, Marco, la parola solidarietà? Non lo so, aiutare gli altri anche se non ti viene niente in cambio. Volontariato puro. Sì.
E oggi vedere tutti questi colori, genitori, bambini, tutti assieme mischiati coi colori? Non so, bello perché tutti appunto senza ricevere niente fanno qualcosa per gli altri. E non diciamo grazie anche a Marco. Grazie Marco. Ascolta Bruna, cosa vuol dire per te vedere tanta gioia, tante mamme, papà, tutti assieme? Tante belle robe. Secondo te cos'è cambiato rispetto alla mamma giovane di oggi e alla mamma di una volta? Vabbè, è cambiato tutto. Cosa ad esempio Bruna? Su tutte le robe, con potei, con tante robe di casa, con tante robe. Aldo, tu cosa vuoi aggiungere? Voglio aggiungere solo che una volta si incontenteva di tutto, bastava avere a punta di latte a sera. Adesso invece stai anche al telefonino, neanche a quello che non basta più. Non che basta. Ci vuoi sempre di più di qualcosa. Ma non so perché. Chissà. Ruggero, e tu perché sei qua al Banco Solidale? Cosa vuol dire Soprattutto perché ha portato Valentina. Sì? Dopo dare la mano a tutti quanti. Cosa vuol dire per te la solidarietà? Aiutare i più deboli soprattutto. E noi continuiamo a ballare, vero? Perché è bellissimo, Monica, vedere questa allegria che c'era, veramente è stata una giornata meravigliosa, anche se una giornata un po' scomoda, perché è il 7 aprile, l'anno del bombardamento, che noi abbiamo ricordato anche quel giorno. Ripeto e lo ridico che siamo stati i primi a far aprire questa chiesetta, che poi vedete la chiesetta dove si ricordano tutti i 126 bambini morti sotto il bombardamento, con tutte le loro età. Io ho detto bisogna far vedere questa chiesetta e ricordare questi bambini che non a causa sua purtroppo non sono riusciti a sapere cos'era e cos'era la loro vita. Poi queste guerre che non servono poi a niente, solo a arricchire qualcuno e basta, e dopo con tanti morti innocenti. Allora ritorniamo a questa giornata, abbiamo visto i bambini, abbiamo visto questa allegria, ma io so che ieri voi avete fatto un'altra cosa bellissima per il Banco Solidale. Cosa è successo ieri a Parè, che saluto anche il parroco e lo ringrazio, che era ospite anche lui al Banco Solidale il 7 aprile. Prego Monica. Allora, dopo la messa abbiamo fatto delle tipo bancarelle dove abbiamo fatto dei lavoretti insieme ai genitori e ai bambini,
e abbiamo messo a disposizione come un'offerta in cui noi esponevamo questi piccoli lavoretti fatti dai nostri bambini. Come ha risposto la gente, le persone che venivano a vedere questi lavoretti? Sono curiosa, perché non so niente. Sì, ci chiedevano come funzionava e noi abbiamo detto stiamo facendo per il Banco Solidale, aiutiamo le persone meno fortunate, i bambini meno fortunati, quindi è un'offerta libera e abbiamo fatto delle torte, dei biscotti, lavoretti, a scuola i bambini con le maestre hanno fatto anche delle casette per gli uccellini molto belle, bellissime. Ringraziamo la maestra Barbara e tutte le maestre veramente che hanno collaborato per fare queste Paola, cose. Sì. Per cui abbiamo fatto una bella mattinata in cui anche i nostri bambini si sono divertiti perché si sentivano anche molto orgogliosi perché lavoretti belli fatti da loro si sentivano grandi, no? Abbiamo fatto, diciamo, una bella cosa per i bambini e gli adulti che hanno bisogno, per tutte le persone bisognose. Perciò avete fatto una raccolta? Abbiamo fatto una bella raccolta, sì. Io so che ce l'hai qua per la raccolta. Ce l'ho, sì. Allora la tiriamo fuori. Certo. Guardate cosa succede stasera in diretta. Ecco qua, Mirella. Eccola qua, è anche sigillata. Allora, dentro questa è la raccolta che hanno preso delle casette e qua tutto quello che abbiamo preso ieri. Allora, noi sappiamo che apriamo, voi sapete che noi apriamo sempre, subito, tutto. E allora adesso vediamo questa raccolta, ci sono anche i bigliettini che poi io leggerò a Sveglia Veneti. Allora qui c'è un biglietto, come potete vedere, e dentro ci sono 60 euro. Esatto. Ecco qua, vedete tutto, ecco, mentre da un'altra, mamma mia quanti soldi. Allora tu conta le monetine, che io conto queste assieme, così vedono, perché è giusto. Allora 100, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 400, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 500, 10, 20, 30, 40, 540 più 16,50. 16,50. Pensate cosa hanno raccolto, grazie veramente, grazie a tutti i bambini, ai loro genitori, agli insegnanti che hanno fatto questa importante raccolta, veramente grazie, perché voi sapete quante persone noi aiutiamo ogni settimana, tutti i mercoledì, che hanno bisogno veramente magari anche di pagarsi le bollette della luce o prendere qualche medicina che non ce l'hanno i soldi per farlo, perché noi è molto importante avere queste cose. Oltre a questi soldi è arrivata anche un'altra busta qui al Banco Solidale, devo aprire anche questa perché lo faccio sempre quando arrivano le buste, perché è giusto far vedere quello che arriva e dove va, è giustissimo. Qui c'è un biglietto, dentro ci sono 200 euro, eccoli qua, da Maria Stella e Adriano. Ecco, qui c'è anche il primo biglietto di Pasqua che arriva, grazie Maria Stella, che non è la prima volta che loro mandano queste buste con questi soldi, una coppia, ma oltre a queste hanno portato cioccolatini, i bacetti, hanno portato gli ovetti di Pasqua, hanno portato di tutto, il vino per i volontari, veramente di tutto. Perciò io dico veramente grazie a queste persone che capiscono le persone che sono in difficoltà, e fare anche la gioia dei bambini con questi ovetti di cioccolato che non mancheranno di sicuro nelle nostre borse mercoledì quando faremo la distribuzione. Ma vedendo tutta questa solidarietà, e poi fanno vedere questo Veneto che è terribile, che siamo razzisti, che facciamo poco per gli altri, che ci chiudiamo in casa, tu non sei neanche italiana, cosa vuoi dire? Hai fatto fatica a integrarti? Raccontaci un po' la tua storia, Monica. Allora, io personalmente non ho fatto fatica a integrarmi, sono arrivata molto giovane, avevo 16 anni. Dove sei nata tu, Monica? In Ecuador, in Sud America. Ecco. E poi
e ho conosciuto subito gente, mi hanno accolta molto bene, per cui io l'Italia la sento come una mia seconda casa, anzi forse anche prima casa, perché quando arrivo in Sud America sai, le cose sono un po' cambiate, le abitudini sono diverse. Cosa ti manca dell'Italia quando sei in Sud America, Monica? La gente, il modo di vivere, cioè tutto. Senti la nostalgia dell'Italia? Sì, assolutamente sì. E quando invece arrivi in Italia cosa provi? Un po' nostalgia del Sud America. Ecco, sì. Sì. Perché è la tua terra, è la mia sei nata terra, là. certo, il clima, un po' la gente, la cultura. Come siete voi come cultura? Rispetto a noi cosa avete? Qualcosa che noi non abbiamo, Monica? Beh, diciamo che la cultura del Sud America è diversa, diciamo poco, ci assomigliamo molto, loro sono molto festaioli, sempre sorridenti, non esiste, cioè non c'è tanta depressione perché comunque si divertono, ballano, vedi i bambini che ballano sempre, fanno sempre festa, cioè tu trovi quello che manca forse un po' a noi, ecco, questa solarità che avete voi, noi invece siamo un po' più seri, forse perché abbiamo avuto anche un'altra cultura, certo, cioè le radici sono diverse sì, noi piuttosto abbiamo avuto delle invasioni pazzesche, certo, che veramente hanno portato anche che il nostro popolo magari è un po' diverso, anche se sono convinta che il popolo veneto è di una bontà, è di una generosità, tanto è vero che abbiamo il più alto numero di associazioni di volontariato, perciò questo la dice lunga, certo, perciò vuol dire che c'è tanta solidarietà che viene fatta, che viene data, penso alle Proloco, alle cooperative, a queste associazioni che sono nate proprio per aiutare gli altri. Renzo, tu la solidarietà la vivi in varie maniere, perché ti senti di dare questo tuo tempo alle persone che sono più in difficoltà? Io so che stai curando anche un ragazzo che salutiamo, se ci sta vedendo, e tutta la sua famiglia, ecco, questo amore per gli altri. Perché ho deciso che ho del tempo da dedicare alle persone e mi dedico alle persone che hanno bisogno. Ecco. E cos'è che scatta in te per dare questo aiuto? Cioè tu ti svegli una mattina, hai finito di lavorare e dici beh adesso vado a fare il volontariato, o lo facevi anche prima? No, lo facevo già da prima, ecco, adesso mi dedico di più perché ho più tempo. Da poco sono in pensione, per cui ho più tempo da dedicare alle persone, ho deciso che posso dedicare del mio tempo alle persone che sono state meno fortunate rispetto alla mia vita e per cui mi dedico a loro. Pensate, ecco, questo uomo che ha deciso anche di donare questo tempo che ha invece di divertirsi se stesso, di far divertire, va a aiutare le persone con gravissime difficoltà, perché io lo so. Clara, sentendo e vedendo queste immagini, cosa può dire? Vedere questi bambini, queste famiglie, perché anche voi fate delle cose bellissime dove ci sono le famiglie, i familiari, cosa ci racconta? Poi vedremo anche le immagini. Allora, per quanto riguarda quello che ho visto nelle immagini, sono immagini molto emozionanti, perché poi vedi i bambini che ballano, i genitori, le persone, i volontari che si aggregano e quindi si danno da fare per le persone che hanno bisogno, e quindi nel territorio ci sono molte di queste iniziative, non sono questi solo del Banco Solidale, ma insomma nel territorio, certo, come hai detto tu adesso, il volontariato è molto radicato, certo, nel nostro territorio, e quindi sono in molti che si danno da fare. Siamo solo alle sagre, cosa non fanno? Appunto, adesso iniziano le sagre, perciò ogni paese ha la sua organizzazione, esatto, le Proloco, ma non solo, ma anche tante associazioni, penso a chi dona il sangue, ma penso a chi si mette a disposizione a guidare le autoambulanze gratuitamente con il volontariato, chi porta gli anziani a fare le visite, chi fa il trasporto, insomma, e ci sono tanti progetti che sono anche finanziati dall'ente pubblico, dalla regione, dai comuni, insomma c'è un'organizzazione, ma soprattutto vediamo che le associazioni di questo tipo che lavorano sul territorio e raccolgono fondi come state raccogliendo voi e aiutate le persone che effettivamente ne hanno bisogno, senza sprecare, senza spreco, senza pensare che vanno a chissà chi, ma si sa che è un volontariato serio
e che fa delle cose serie Clara, per la gente. una cosa però che chiedono, la gente chiede è: non fregateci, noi vogliamo vedere, vogliamo conoscere, perché purtroppo in tanti anni è successo anche questo. Assolutamente sì. Allora, molto spesso si guarda in televisione, c'è chi ha rubato di qua, chi è stato arrestato perché ha fatto questo. Allora, io dico, volontari, persone, organizzatevi, partecipate, venite e date dove voi fate la vostra attività. Cioè, se la partecipazione è un valore vero e il volontariato è un valore vero, bene, io invito tutti a partecipare, a esserci e non a restare in casa e restare dietro. Per carità, la televisione fa moltissimo, difatti voi state facendo tantissimo, però alle persone dico: muovetevi, andate, partecipate, perché attraverso la partecipazione vi rendete conto che potete controllare che le cose non siano sprecate e che siano date nel momento e nel modo giusto. Sandro, allora, abbiamo visto i bambini, dopo vedrete questa traversata che abbiamo fatto col motoscafo per arrivare a questo centro Alzheimer. Lui mi raccontava delle storie vecchie veneziane. Ce ne racconti una per i nostri che non hai raccontato in motoscafo, qualcosa che ti viene in mente anche vedendo questi bambini, questi genitori? Cosa possiamo raccontare di una volta che succedeva? Perché io ho fatto la traversata con Sandro che mi raccontava delle cose bellissime, dei detti di una volta, dei proverbi, delle storie antiche. Ma ti vedi, e ora c'è una festa a Venezia che, diciamo così, il questo fa la cascar quasi in disuso, nel senso che non si ricorda tanta gente, che è la festa di Assenza. Per 40 giorni non siamo senza. Esatto, questo qua è il detto. E a festa di Assenza, ti vedi, una volta era tanto più seguita da adesso, perché c'era la processione con quelle barche, ma i barchi, c'erano i barchi come andare a Redentore, per dirti, che ti davi via qua barca e ti seguivi, e a festa senza non sei altro che Esposaizio del Mar. Ecco, spieghiamolo bene. Esposaizio del Mar, ma da dove è che viene, a parte che viene dalla vittoria della guerra, questa qua, ma i veneziani che si abituai un pochettino a cambiare, un pochettino tutto, diciamo così, e piccole robe, e te pensi che dalla settimana che c'era un cielo plumbeo proprio brutto, temporale, tipo quello che abbiamo questa settimana, freddo, insomma. esatto, di più. E una sera c'è un barcariol che ritorna a San Marco per mettere la sua barchetta i gada per andare a casa. So arriva dove che io devo mettere la barchetta, c'è uno incappucciato che dice: ascolta, adesso ti va a portarmi di fronte che c'è l'isola di San Giorgio, dove che c'è un altro che ti ha da montare in barca, ma con sto tempo, con queste onde, ma ti sei amato, ma ti non state preoccupare. Demo dea. Cioè, sto barcariolo si mette a vogare, arriva dea, nonostante le onde, nonostante tutto quanto, ed è anche se un altro, come Deo, incappucciato, con sto tabaro fin basso, che monta in barca e che dice: adesso ti mi porti fino al lido in fondo a San Nicolò, dove che c'è una terza persona che deve montare. Ma scherziamo, a San Nicolò siamo fuori, siamo in temperi, ma non state preoccupati, andiamo via. E difatti, pian piano arriva via a San Nicolò, monta in barca sta terza persona, e tutti e tre che dicono: adesso ti le porti fuori dalle bocche del porto. Fuori dalle bocche del porto. Andiamo solo tutti quanti qua con questa barchetta. Non state preoccupati. E infatti questo con fede e li porta fuori dalle bocche del porto, dove vede un immenso galeone
che butta fiamme e fuoco e sora come comandante Satana in persona. Al che sti 3 uomini ciappa, si ingenoccia in barca, i tira fuori il crocifisso e io fa vedere. E a laguna il mar se verse e l'inghiotte sto galeone proprio dentro. Improvvisamente viene fuori e ste e aiuna e il mar calmo io. Boeva, adesso portini in drio. Cioè, sto qua esterefatto e ciappa e ora smonta quello che si monta a San Nicolò, pian pianeo arriva a San Giorgio e smonta quello che si monta a San Giorgio e pian pianeo arriva a San Marco. Allora che vuoi fare a puntata? Smonta quello che arriva a San Marco e chi c'era sti qua? C'era San Marco, protettore di Venezia, San Giorgio che ha sconfitto il drago e San Nicola, protettore dei marinai. E il resto del tocco vi racconto un'altra volta. Ecco, appunto, anche perché adesso con questa storia bellissima che valeva la pena di sentire le nostre storie, andiamo a vedere la storia dei bambini. Chissà che siano lassù e che abbiano sentito con pazienza Sandro Brandolisio. Andiamo a vedere il servizio. Il volo dei colombi ha ricordato anche quest'anno i bambini scomparsi nel bombardamento del 7 aprile del 1944. Una cerimonia semplice che ha voluto ricordare chi non è mai diventato uomo o donna e chi si è spento nell'innocenza dell'infanzia, quel tragico venerdì santo di 72 anni fa. I loro nomi sono incisi nella chiesetta della Madonnetta, accarezzati dal quieto scorrere della Storga. Il loro ricordo ogni anno è fissato nella memoria collettiva, che come oggi si è espressa nel suono di una baga, strumento della cultura trevigiana, nelle letture legate a quei giorni di guerra e nella riflessione di un fiore bianco lasciato sul piccolo altare. Io penso che almeno una volta all'anno ci si deve fermare e pensare anche a tutte quelle persone che non ci sono più, specialmente i nostri bambini, che per niente, per nessun motivo, non hanno neanche avuto la forza di capire che erano lì. Ecco, questo è un filmato di anni fa, l'ho ripreso con il nostro regista che ringrazio, Fabrizio Bazzoni, perché è un filmato che fa riflettere, queste colombe che volano. Avete appena sentito Sandro Brandolisio che ha raccontato questa leggenda, questa storia di questo galeone con Satana. Ecco, quel giorno i bambini hanno visto Satana, però dopo io spero che siano riusciti a vedere gli angeli, questi angeli che sono anche loro diventati e che girano sempre attorno a noi. Perciò non c'è tempo, non c'è spazio, ma c'è sempre il ricordo di questi bambini. Vedendo tutte queste guerre, ancora ci sono a macchia di leopardo, guerre calde, guerre fredde, ma sempre guerre, tutti i morti che ci sono ancora adesso, tutti i bambini che in questo momento stanno morendo. Cosa ti senti di dire, Monica? È un argomento un po' delicato perché comunque è difficile fermare le guerre. Se fosse per me non ci sarebbero le guerre perché purtroppo ci vanno in mezzo bambini che non c'entrano niente, persone che non c'entrano niente, quindi dispiace veramente tanto questa cosa di non poter fermare e non poter fare nulla. Io so che tu hai un'altra cosa da consegnarmi questa sera. Sì. Che cos'hai? Delle letterine. Ecco, avete sentito? Ecco. Eccoci qua, 4 letterine. Ecco che allora queste 4 letterine io leggerò a Sveglia Venete, ogni mattina ne leggerò una e la dedicheremo proprio a questi bambini, a questa chiesetta, a questi meravigliosi bimbi, questi angioletti che non ci sono più, ma io spero che sentano queste letterine. Renzo, emozionante giornata particolare chiusa con questa chiesetta delle Acquette dove si ricordano tutti questi meravigliosi bambini? La guerra. Purtroppo un problema enorme nel nostro mondo, difficile non si capisce perché la gente continua con questo sistema. Io penso che ci sono solo degli interessi, i soldi. Si torna sempre al discorso di prima, purtroppo la gente è sempre più egoista e di conseguenza in guerra con tutti. Mi dispiace ma purtroppo è veramente così. Quello che penso io.
Clara? Beh, con la guerra diceva qualcuno importante, un papa diceva: con la guerra tutto è perduto, con la pace si può andare avanti. Insomma, la guerra è una cosa che percuote l'umanità, da sempre c'è la guerra, però da sempre noi dobbiamo veramente combattere per la pace, perché con la pace tutto si guadagna. Però anche noi stiamo combattendo Sì. una guerra, Clara, io e Sì. lei e tutte le persone Sì. che fanno parte del mondo del volontariato, che è la guerra per aiutare gli altri. Ma però. una guerra, questa non è una guerra, questa è una battaglia, che è una battaglia che vogliamo vincere per i nostri bambini, per il futuro dei nostri ragazzi, dobbiamo guardare all'adolescenza e insegnare a loro che la guerra non può esistere e la guerra arriva da un'aggressività che sempre di più c'è in noi, però teniamo conto che noi dobbiamo combattere la guerra, dobbiamo combattere l'aggressività, dobbiamo lavorare e essere presenti per conquistare la pace. Questo assolutamente sì. Giulia, vedendo queste immagini, questa chiesetta, questo ricordo di questi meravigliosi bambini, tantissimi bambini sotto il bombardamento? È veramente una questione delicata, perché quando si parla di bambini si dovrebbe parlare in modo molto allegro, felice, vederli giocare, e dopo tanti anni di guerre ancora adesso che se ne parli, cioè che siano presenti, è un bel problema, e probabilmente continueranno ancora finché la gente comunque non cambierà le proprie idee, il proprio punto di riferimento, insomma. E allora noi vediamo cosa dice il punto di Leopoldo Bottero sul Banco Solidale. Andiamo a vedere il punto. Buonasera a tutti. Domenica abbiamo festeggiato il 7° anno della nostra associazione, ci siamo anche divertiti perché una festa è fatta per divertirci, e ringraziamo i bambini e le maestre della scuola di San Pietro di Feletto, e come vedete io ho messo qui il gioiello che mi avete regalato, lo dico alle bambine che hanno detto: vediamo se hai coraggio di portarlo, e sono 3 giorni che lo porto. E la festa è stata bellissima, soprattutto perché c'erano un po' dei nostri volontari, un po' dei nostri, come si dice, assicurati, con famiglie, con bambini. La Mirella non si è tenuta e ha ballato con le donne, magari non so se hanno tagliato il filmato, se lo faranno vedere, ma è stato divertentissimo. E poi c'è stato un momento, come si dice, di riflessione, perché noi festeggiamo il nostro anniversario il 7 di aprile. Il 7 di aprile sapete che per Treviso è un giorno del ricordo, in cui si ricorda il famoso bombardamento, e noi per vicinanza geografica lo ricordiamo nella chiesetta dove ci sono tutti e 126 i nomi dei bambini da 0 a 12 anni morti quel giorno lì, e quindi abbiamo ricordato anche questi. E direi che la festa è andata bene. Mancavano tutta una serie di personaggi importanti, di autorità che magari erano riuniti a Treviso in piazza, e anche perché poi noi pare che abbiamo mandato degli inviti con un formato difficile da aprire con il web, però voglio dire, è così. Siamo più bravi ad aiutare le persone che a farci la propaganda. Spero che continuiate a volerci bene. Il 7° anno è stato un anno importante, un anno anche di crescita di volumi, e noi speriamo sempre di dover diminuire, però purtroppo la situazione è quella che è. Buon pomeriggio a tutti. Ecco il punto di Leopoldo Bottero. Come hai sentito, Renzo ha fatto un po' in sintesi, ha raccontato quello che anche lui ha vissuto quella domenica, senza dimenticare, e abbiamo fatto vedere invece questa volta i nostri bambini di quella domenica che hanno portato i fiori su questa chiesetta per ricordare questi bambini. Ecco, quanto importante è secondo te il ricordo e la storia che non va dimenticata, Renzo? La storia fa parte del nostro vivere, per cui ricordare la storia, perché siamo qui in questo momento qua, è importantissimo. Le nostre radici sono
importanti, e ricordare alle persone che verranno cosa è successo prima di noi è una cosa che dobbiamo assolutamente fare, perché chi non ha storia è appena nato, per cui bisogna assolutamente essere sempre disposti a ricordare quello che è successo, perché le cose cattive non devono più succedere. Sandro, tu cosa vuoi aggiungere? No, sono d'accordissimo e ti vedi, quello che mi cerco di portare avanti è tradizione, e tradizione significa storia di nostri vecchi che ga tramandà i suoi vecchi e via dicendo, quindi diciamo così, una storia di vita, una storia vissuta, e senza questa, figli giustamente, siamo appena nati. Clara? La storia bisogna studiarla, non è possibile non studiare la storia, perché senza la storia si continua a sbagliare. È vero che è difficile qualche volta studiare, però studiare la storia vuol dire tentare di non sbagliare ancora, e molto spesso invece la guerra è frutto di questi errori ripetuti, e quindi noi dobbiamo dare questa indicazione attraverso il volontariato, ma anche attraverso lo studio, attraverso la scuola, attraverso le famiglie. Studiate, imparate, perché la storia vuol dire fare le cose bene, perché vuol dire evitare gli errori che si sono già fatti. Noi la storia invece la ricordiamo tutte le settimane, e qual è la nostra storia? Aiutare le persone in difficoltà. Andiamo a vedere questa settimana dove siamo andati. Ciao grande famiglia, questa mattina andiamo a trovare una persona, una ragazza che voi conoscete, una bellissima ragazzina. Andiamo, è il suo compleanno. Buongiorno mamma, buongiorno mammina, con i cagnolini. Io so che qui c'è un compleanno questa mattina. Ciao cara, ciao. Permesso, dov'è la nostra bimba bella? Ciao Elsa. Io so che oggi è il tuo compleanno. Ma dai, e quanti anni fa la Elsa? 14. Allora, intanto, tanti auguri dalla grande famiglia di Rete Veneta. Ti abbiamo messo anche la farfallina, ciao amore, perché così puoi volare, è vero? Come va intanto Elsa? Oggi un po' così perché mezzo stanca, mezzo no. Adesso io mi siedo vicino a te. Vorrei anche la mamma vicino a Elsa dall'altra parte. Eccola qua, vieni vicino alla Mireluccia. Ti piace intanto questo cestino? Sì, è bellissimo. Rosa, perché femmina, cioè non si può. È rosa e basta, non ci sono dubbi qua. Ma soprattutto perché io so, almeno quando avevo la tua età, che mi faceva tanto piacere ricevere i fiori. A te? Boh, non lo so. Sono i primi davvero, dice la mamma? Sì. Allora speriamo che siano di buon augurio. Ma ti piacciono i fiori? Sì. Gli animali? Beh sì. Animo sensibile. Ascolta Elsa, tu sei venuta in trasmissione. Cosa ti è rimasto di quella sera? Felicità sicuro, gratitudine nei confronti vostri, e questo perché adesso non viene in mente nient'altro. A me invece viene in mente una cosa, che tu hai conosciuto una persona, un ragazzo, quella sera, che ti ha dato e anche cercato di darti una carica per dire vai avanti e combatti, ti ricordi? Sì. E cosa hai provato quando lui ti dava tutta questa energia? Ero felice perché vedere che qualcuno che non vive una vita normale la vive a modo suo è bello. Ascolta, per chi non ti ha visto quella sera, vuoi spiegare la tua malattia cos'è? Praticamente è una sindrome che stanca e che porta a altre disfunzioni, tipo manca la concentrazione, dolori vari in tutto il corpo, e questo in breve. Praticamente tu non riesci ad andare a scuola, non riesci neanche a studiare perché ti stanchi e non riesci ad andare avanti nello studio, perciò è una malattia invalidante. Sì, esatto. E cosa si potrebbe fare secondo te? Cioè, che aiuto chiederesti?
Un aiuto alla ricerca che è seguita sia in America, più che altro in America, ma anche qui ci sono punti di raccolta fondi e l'aiuto che chiederei è raccogliere fondi per la ricerca. Allora, qui c'è la mamma, tua mamma Stefania. Allora, tu hai visto, penso tu abbia visto la puntata di lunedì sera I Veneti Scherzati, dove abbiamo fatto vedere la storia di Diego, un altro uomo che soffre della stessa malattia di Elsa. La sua è molto invalidante. Cosa vuoi dire? Posso dire che questa malattia purtroppo ha tanti gradi diversi e negli adulti, soprattutto negli adulti, perché loro si sforzano di andare avanti, hanno una famiglia da mantenere, il loro grado di severità aumenta sempre di più e non si torna indietro perché la malattia non è curabile in questo momento e come avete visto Diego è in una situazione di severità. Quindi noi veramente speriamo che i ricercatori possano trovare un farmaco per lui, per chi sta un po' meglio, per i giovani come Elsa. Un'altra cosa che ha detto Diego sono questi integratori, che qui in Italia costano una follia, mentre in altre parti, tipo in America o anche in Canada, diceva lui, costano molto molto meno. Sì, ecco, rispetto al discorso, lui parlava proprio di un farmaco in quel momento. Come si sa, quando una persona è disperata, sta malissimo da 8 anni, vorrebbe provare tutto quello che è possibile. Questo farmaco all'estero ci sono degli ammalati che dicono di aver avuto dei benefici, però purtroppo non ci sono studi scientifici che lo dicono. Ecco che Diego e altri ammalati vorrebbero poterlo provare. Personalmente dico, se uno è ammalato dovrebbe poter almeno provare, anche se questo farmaco non è autorizzato per la sua malattia, in questo caso è autorizzato per l'HIV. Qui in Italia invece i medici non prescrivono perché lui non ha l'HIV. Ecco che diventa per lui impossibile almeno provarlo, cioè lui vorrebbe far da cavia, come, e ne abbiamo anche in associazione altri giovani che sono in contatto con tutto il mondo e stanno provando tutto quello che è possibile provare. Una cosa che fa strappare il cuore, come hai detto tu hai detto Diego, io ho detto, ma una mamma che si alza la mattina e vede sua figlia in queste condizioni e saper di non poterla aiutare più di tanto, non è una devastazione, però io so che tu sei una mamma guerriera, una mamma che ti sei messa in gioco, che ti dai da fare tutti i giorni proprio per aiutare tua figlia e tutte le persone come tua figlia o uomini che hanno questa difficoltà e questa malattia. Sì, bisogna cercare di vincere proprio lo scoramento che ci prende ogni giorno, perché anche con mio marito, lui è molto impegnato col suo lavoro, però ogni giorno ci diciamo ma com'è possibile, ma non è possibile che non possa avere l'energia per andare avanti, cioè a questa età non riuscire a stare in piedi, perché adesso lei è seduta, ma dopo avrà sicuramente un piccolo crollo, mentre so che Diego l'altro giorno, per l'emozione della trasmissione, per aver parlato quei 10 minuti forse davanti alla telecamera, lui ne sta ancora soffrendo, proprio, loro hanno proprio dei crolli perché hanno usato più energia di quella che il loro corpo produce. Ecco che noi come genitori come possiamo non far niente? Allora, non possiamo aiutarli praticamente perché medicine non ce ne sono, almeno tentiamo di far conoscere la malattia e con queste raccolte fondi di dar modo ai ricercatori di tentare di portarci un sollievo, perché fra l'altro le persone dell'età di Diego dicono: per la nostra generazione non abbiamo speranza che ci sia qualcosa, e già questo è bruttissimo sentirlo, perché insomma lui ha 50 anni ma abbiamo ammalati di 30, di 20 e quindi anche loro, Diego si è messo, ha messo la propria faccia con la sua famiglia per dare speranza ai ragazzi e ai bambini, perché ce ne sono sempre di più. La nostra dottoressa Zilli, che è una pediatra, ci dice che i casi pediatrici sono in aumento, ma fra l'altro i pediatri non conoscono la sindrome e quindi fanno girare questi ragazzi e le loro famiglie per mesi. A noi sono serviti 9 mesi per sapere che era questa e siamo stati anche fortunati. Bene, allora noi, visto che è il compleanno di Elsa, questo è un regalo
che la grande famiglia di Rete Veneta ha fatta Elsa, questi sono tutti tuoi, ecco, li potrai spendere come desideri, questo è un regalo che ti facciamo noi per darti speranza, ma soprattutto perché oggi è il tuo compleanno e il compleanno va fatto coi regali. Allora, oltre ai fiori, io non sapevo cosa regalarti perché bisogna conoscere anche le persone, è la tua età, perciò questo è un regalo che noi ti facciamo e ti potrai comprare tutto quello, cioè quello che a te piace di più. Va bene? Cosa vuoi dire? Che sono senza parole letteralmente. No, sul serio. Grazie 70 milioni di volte. Dimmi, Elsa. No, un regalo per te per ringraziarti dei Ma soldi dai. e di tutto. No, bellissimo! Guardate cosa mi ha fatto Elsa. La mirelluccia. Oh, bellissimo. Vieni qua, ti do un bacione. Ma è proprio bella, eh? Io mi vedo sempre brutta, poi mi vedo veramente bella. Guarda. Grazie, grazie veramente, grazie. Grazie, grazie, grazie. Bellissimo, guarda. Cara. Elsa, come ti trovi con questa sedia a rotelle di Roberta? È molto utile, utilissima direi, perché riesco a muovermi di più e anche andare a fare visite in ospedale dopo non mi comporta 7 giorni di stanchezza, ma magari meno. Ecco, perciò per i movimenti, diciamo, visto che non puoi stare molto in piedi e camminare, ti ha aiutato molto questa sedia a rotelle. Al momento l'avevi vissuta male, invece adesso vedo che l'hai proprio accettata, nel senso che sai che ti fa bene. Sì, sì, sì. È vero, cara? Dai. Io vi ringrazio ancora con questa bella, veramente bella giornata. Ho iniziato una bellissima giornata con Elsa, con sua mamma, ma soprattutto con la volontà di lottare e di vincere queste battaglie per vincere la guerra, che è la ricerca. Ciao! Come si fa a non aiutare Elsa e tutti i bambini, le persone che soffrono? Noi lo facciamo nel nostro piccolo, questa goccia che grazie a voi riesco a dare tutte le settimane a questi bambini, a questi ragazzini, a queste persone in difficoltà, veramente fanno capire che bisogna investire nella ricerca, perché le malattie rare sono sempre di più e sono devastanti, oltre che invalidanti, non per chi la vive, ma soprattutto anche per i loro familiari che non sanno veramente dove appigliarsi. Al posto di Renzo Lovisotto è entrata Tiziana Polo, che è una volontaria, adesso ci spiegherà perché è qui oggi, perché anche lei dà del suo tempo. Allora Tiziana, cosa è successo nella sua vita? Allora, io lavoro ormai da quasi 20 anni per l'associazione Alzheimer di Venezia, Mestre. Io ho uno sportello informativo a Mestre e al mio sportello accedono le persone che hanno appena avuto comunicato che un loro caro inizia un percorso piuttosto difficile. Com'è l'approccio con i familiari, Tiziana? Beh, arrivano con un carico emotivo pazzesco, perché il sapere che un genitore o un marito o una moglie comincia a perdere il contatto con la realtà, veramente, allora sono persone con ansia, con depressione, soffrono molto di solitudine, perché la persona che, cioè detta caregiver, quello che si occupa della persona ammalata, tende a isolarsi perché ha paura a volte di approcciare le persone che conosce con il familiare affetto dalla malattia, non sa bene come possano reagire. Ecco, lei ha visto Elsa con questa malattia invalidante, questa mamma, questi genitori che ce la stanno veramente mettendo tutta, perché penso che il loro tempo sia solo dovuto a leggere, a conoscere, a informarsi,
per vedere cosa si può fare per questa malattia. Quanto importante è avere il familiare, anche per voi associazioni vicino, oltre all'ammalato, perché sono ammalati gravi questi, di quello che stiamo parlando, perché io penso che l'Alzheimer sia una delle peggiori malattie, anche perché colpisce anche persone ancora giovani che potrebbero dare molto. Incontrare il familiare significa veramente essere di supporto a loro. Poi l'associazione fa dei gruppi, una volta ogni 15 giorni, di sostegno ai familiari. Tiziana, diciamo anche dove si trova questa associazione a Mestre, se qualcuno ha bisogno anche di un aiuto, e magari qualcuno non lo sa. Sì. Allora, io a Mestre sono in via Brentavecchia, presso la Casa del Volontariato, dove ci sono varie altre associazioni. Io sono presente al mercoledì, al mattino e al pomeriggio. Poi ho un numero di cellulare fornitomi dall'associazione, per cui uno può anche contattarmi telefonicamente. Perché chissà magari quanti familiari non conoscono, noi pensiamo che tutti sappiano, ma invece noi riceviamo telefonate e dico: Mirella, dove posso andare? Ecco. C'è ancora vergogna nel familiare quando si avvicina? Allora, soprattutto nelle persone un po' anziane, che magari hanno o la moglie o il marito, io ho potuto constatare. Nelle persone più giovani no, assolutamente, sono molto aperte e desiderose di conoscere, di fare questo percorso assieme al loro familiare nella maniera più corretta possibile, capisce? Nelle persone. Sì, io ho 2 o 3 casi di persone che vogliono, siccome ogni 2 mesi esce un giornalino con le varie informazioni scientifiche e consigli alle famiglie, e viene mandato a casa, e ho ancora qualche familiare che mi chiede che venga mandato a casa in una busta bianca, che non compaia la scritta associazione Alzheimer. Quante cose questa sera sentiamo. È un po' uno scoglio che bisognerebbe abbattere. Un po' alla volta, io penso che anche parlarne, informarne sia una cosa pianino, buona. Sì, le dico appunto, adesso si parla sempre di più di questa malattia, quindi bisogna assolutamente. Monica, allora io mi rivolgo a te perché io so che Elsa ci sta guardando. Allora, tu l'hai vista, io spero di portarla anche qualche volta magari a partecipare a queste iniziative che fate. Cosa vuoi dire, Elsa, dopo aver visto il filmato? Allora cara, io ti auguro veramente con tutto il cuore che tu possa trovare persone che ti aiutino a fare questa ricerca, di trovare il farmaco giusto, che tu possa guarire e diventare una bambina normale come te lo meriti. Ecco, sono molto emozionata, mi hai toccato il cuore a vedere appunto quando Mirella è arrivata col pensierino. Come mamma mi arriva veramente al cuore, quindi se potessi aiutare, potessi fare qualcosa, io ci sono. Ecco. Hai sentito Elsa. Giulia, che saluto vuoi fare a Elsa? Anche tu ragazza giovane come lei. Intanto la ringrazio perché ci ha insegnato che non dobbiamo lamentarci per delle cose sciocche e anche per la sua dimostrazione di quanta forza abbia per continuare ad andare avanti, e spero che la ricerca faccia dei passi avanti e che si trovino dei supporti o delle cure giuste, e quindi speriamo bene, dai. Allora, intanto che tu ti prepari, perché è volata questa prima parte, ti prepari per la prossima canzone, io invece dico a Sandro di salutare Elsa. Con cosa vuoi salutare Elsa? Che parole vuoi dire a Elsa? Breve però, Sandro, mi raccomando. Brevissimo, guarda, brevissimo, perché da quello che ho visto è una figlia piena di coraggio. E quando che ti ha coraggio ti superi tutte quante disgrazie, non state preoccupare. Guarda, e la vita è bella appunto perché ti può giocartela. Ecco, allora Elsa, io ti saluto, ti abbraccio, ti voglio un mondo di bene, quando vuoi noi ci siamo, e noi vi lasciamo con questo brano bellissimo che si intitola? Si intitola Un brivido, è un mio inedito, l'ho scritto un po' pensando alla mia vita e
credo che molti di voi si possano ritrovare in queste parole. E lo dedichiamo a Elsa allora? Sì. Tutto per te Elsa, vai Giulia. Gira la terra, passano gli anni, la gente si incontra e non si saluta più. Ricordi vivi nella mia testa, sembrava ieri, invece non li avrò più. Quelle risate, i nostri pianti che ci univano nell'anima, silenzi colmati da sguardi intensi che ora non sanno più comunicare. È come un brivido questa vita che fugge via. È come un brivido questa vita che fugge via. A volte succede di perdermi e ritrovarmi tra gli album che sfoglio, dove il tempo sembra fermarsi per un secondo, e quelle giornate a chiedersi se andrà tutto bene, di costruire ponti crollati di promesse dimenticate. È come un brivido questa vita che fugge via. È come un brivido questa vita che fugge via. Se un giorno ci rincontreremo, allora chissà di tutti quei progetti cosa ne faremo, se il cuore riuscirà a superare le paure di una possibile nuova delusione che ferirci potrà. Ferirci potrà. È come un brivido questa vita che fugge via, in cui assisti ad arrivi e partenze che lasciano solo malinconi. Grazie. A tra pochissimo, non cambiate canale, rimanete con noi, ciao, fra poco.